Il Signor gli disse a Samuel: «Has tu dista troppo anche mo avai par Saul, quanche io lo hai buttato di bande, perché non regni plui su Israele. Gli empie di vueli il tuo cuore, e va. Ti mandi di Jessè di Betlem, perché che mi soi scelgiuto un re fra mieci dai sei figli». Disse al Samuel: «C'è mut fasio là, Saul al vignerà savelu e mi coparà». Ma il Signore al zontà: «Tu chiolaràs con te une mange, e tu diseràs: o soi vignut a fai un sacrificio al Signore. Tu invideràs al sacrifici anche Jessè, e ti farai sapere io ciò che tu has di fa. Tu mi onzaràs quel che ti diserà io». Samuel al fasece che il Signore i veve ordinat. Quando arrivà a Betlem, gli anzians de citat i venirin inquintri, duc spauriz e i domandarin: «Ses tu vignut con buinis intenzions, profete?» U risponde Samuel: «Po sigur, o soi venuto a offrire un sacrificio al Signore. Smondeaisi e vignit con me pal sacrifici. A smondeai Jessè e i siei figli, e io invidà pal sacrifici». Quando arrivarin e che Samuel allumà Eliab, disse al dentro di sé: «Sigur che il Signor ha denan di sé il suo consacrato». Ma il Signor gli disse a Samuel: «Non sta lasciato incea dal suo aspiet, ni perché che è un toc di uomo, che io lo hai scartato. Io non chiali che calchiale l'uomo, perché che l'uomo al chiale la parince, ma il Signor al chiale il cur». Jessè al clamà Abinadab, e lo fase passare denant di Samuel, che ella al dise: «Nanche che sculì non lo ha scelgiuto il Signor». Jessè al fase passare a me, ma Samuel al dise: «Nanche che schi non lo ha scelgiuto il Signor». E così Jessè al fase passare denant di Samuel i siei 7 figli. Ma Samuel gli dise a Jessè: «Il Signor non dà scelgiuto nessun di che schi». I domandai a Jessè: «Non has tu nessun altri figli?» E che l'altri gli rispondè: «Al saresse anche mo il più picciul, che le ha passon con la mandre». Allora Samuel gli disse a Jessè: «Mandimela a clamà». No, si sentarin in taule, fino a mai che non è arrivato anche lui. Jessè lo manda a clamà, agliere rossit, con doi voi che c'è, e tan ben fat che mai. E il Signor al dise: «Ieve su e ongilu, cale lui». Samuel al chiolè il cuor del vueli e lo ongè a preferenze dai sei fradis. Il spir del Signor al plombà parsore di David, taccant dinche di inca. Rivuarta Samuel si mette in viaggio e al tornà a Ramè. Il spir del Signor aveva implantat Saul, e un spir di che trist, mandato al Signor, lo fase sbalzà di un continuo. Allora i fames di Saul gli diserin: «Un spir trist di Dio ti fa schiappare un spaventa ur l'altri. Il nesti paron calordeni, e i fameis che ti servissin ti ciraran un om, cal se di bondi su una citare. Quanche un brut spir di Dio ti plombarà intor, lui al suonerà, e tu ti sentaras racreat». Allora Saul ur dise ai sies fameis: «Chiataimi fur un calzuni ben, e menaima al culì». Un famei al chiappala per aule e al dise: «O hai vedut un figlio di Jessè, di Betlem, alle bondi sunà, e alle bulo anche tal combatti, alle spedit di per aule, e si presente ben, e il Signore alle con lui». Saul al mandà allora il sommes di Jessè, con che stordin: «Mandimi tuo figlio David, c'ale cul trop». Jessè al prontà un mus, al proviodè pan e une bufole di vin, un cavret, e in mandà dut a Saul, midian di suo figlio David. David arrivà di Saul e al tacà servilu. Saul gli volè subito un ben di vite, e David al diventà il suo scudir. Saul gli mandà a dire a Jessè: «David che resti con me, che lo hai chiappato di buon voli». E così, ogni volta che il spir di Dio al tormentava Saul, David al chiappave sulla citare e al sunave. Allora Saul si bonave, a stave miei, e il spir trist si slontanava di lui.